La persona che l'ha cominciato per primo a coltivare queste radici, chi eri? Questa qua. Mi suocera. Sua nonna, sua suocera e mia suocera. Aveva visto due piantine e l'orto. E dopo, capite, ha dato sui semence di stile radici diversi loro. E dopo ha seminato una gombinica. E dopo ho persipiato sui campi. Era sempre avanti, coltivare. Posso intervenire? La caratteristica del radice rosso non è il quanto radicio, ma è la messa in bianca. Sì. È la messa in bianca che era scoperta. Non so. Perché per la fame si diceva che una volta che erano dei indettieri a servizio di Van den Borre. E se stai giù che hai? No, ma la bolla non rientra. Se io metto davanti per lavori. Ecco, ma Walter, dove lavoravi da sua suocera? Dove si capitavi? Sempre già qua, su questa casa qua? Sempre qua. Questa casa qua. E ora che anno sarà stato più o meno? Quanti anni fa sarà stato? 100 anni fa? Di più. Mi dice intanto che questo nome è il nome suo. Come sta? Il mio nome è casa mia, sono Copito Anna. E che anno, di che classe sia? Quando sei nata? 900. Ah, sei proprio del Novecento? Sì. E questa signora che aveva visto le piantine, chi era? Era la suocera di suocera. Era un bel tocco di tempo, sì. De Pieri ora? De Pieri. Lei? Fiol di Antonio. Fiol di Antonio, cioè chi era questo Fiol di Antonio che ha sposato? De Pieri, Vigilio. Ha capito che erano piantine diverse? Sì, che non avevo mai visto che sono insieme, non avevo mai visto. Dopo ho preso via una gombina se loro e dopo io cominciai i radici rossi, cominciai a piantarli sui campi, troppo, avanti sempre. Come fa una storia un po'. Ma perché dice che se venivo prima Valtteri che non Van den Borre ora? Perché? Tutti quanti dicono che è stato Van den Borre. Van den Borre si è messo davanti e venivano altri, dopo venivano altri. Valtteri quando dice che avevi 46 campi? 46 campi. E quante famiglie era che lavorava? Una. Il capofamiglia era è detto d'Antonio qua, detto Fassio. Perché dice che se Van den Borre che dice io, ma Valtteri facevi io stesso? No, ma in lavora, Van den Borre non era neanche missionato. Ci sta missionato adesso che è un dopo che il Silvino missionava Van den Borre. Una volta non si sentiva mai, si sentiva sempre di piedi. Gli portava Venezia, gli portava Venezia. Anche Valtteri portavi a Venezia? Sì, sempre Venezia, tutta la notte. Non a Treviso? No, neanche un Treviso, no, anche sempre Venezia. E con cosa andavi a Venezia? Andava col cavallo, con la carretta a piatto. Lì erano che corde grandi, sessioni grandi. E metteva 3 cesti sopra qua. E dopo li portava a Venezia. Qui era Venezia, metteva la barca. A Mestre? Mestre, metteva la barca e portava in piazza. A Rialto?